Il 14 ottobre scorso, nel casolare di Casteldazzano, era stata lei a innescare la miccia che aveva fatto esplodere l'abitazione durante il blitz dei reparti speciali dei carabinieri, uccidendo 3 militari dell'Arma. Nemmeno 2 mesi dopo è stata dimessa dall'ospedale Borgo Trento di Verona Maria Luisa Ramponi, la sorella di Franco e Dino, che si trovano in carcere con l'accusa di strage. La donna, dopo le dimissioni, è stata trasferita nel carcere veronese di Montorio, dove sono già detenuti i 2 fratelli. È accusata di essere stata lei ad accendere la Molotov che ha fatto esplodere la casa satura di gas fatto uscire dalle bombole lasciate aperte. Tra le macerie morirono i carabinieri Valerio Dapra, Marco Piffari e Davide Bernardello. Altre 26 persone rimasero ferite. Maria Luisa Ramponi venne salvata dai militari dell'Arma, nonostante le ferite gravi e le ustioni estese. Dopo la terapia intensiva e il ricovero al centro ustioni, la donna si è completamente ripresa e non necessita di ulteriori cure. Le sue condizioni dunque consentono la detenzione in carcere, dove potrà essere interrogata dal magistrato che coordina l'indagine.